parola al nostro segretario generale per l'intervento conclusivo, Giampaolo Zanni. Siamo oggi in piazza a manifestare a Vicenza e nelle altre città capoluogo del Veneto nella giornata dello sciopero generale regionale di 4 ore proclamato dalla CGIL. Abbiamo cercato di farlo insieme a CISL-UIL, ma non è stato possibile. Ed eccoci qui in piazza come CGIL, forti delle nostre ragioni e convinti che la coerenza porterà frutti positivi. Scioperiamo e manifestiamo per cambiare la legge di bilancio per il 2023 del governo, perché non guarda a lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, non dà risposte ai giovani e alle donne, non investe sul futuro del paese e favorisce evasori e professionisti benestanti. E lo spiego: anche contro la legge di bilancio del 2022 del governo Draghi noi abbiamo scioperato un anno fa. Non ci vengano a dire che questo è uno sciopero politico. Tutti gli scioperi sono politici. In questo caso è uno sciopero politico, perché per politico si intende generale, perché siamo contro un provvedimento del governo, che è la legge del bilancio. Ripeto, anche un anno fa abbiamo scioperato e dal governo c'era Draghi. Abbiamo scioperato perché non c'erano quelle risposte che insieme come CGIL e CISL-UIL chiedevamo per dare un futuro a questo paese. È cambiato il governo, ma non è cambiata la musica. Anzi, rispetto a un anno fa, il caro bollette e l'aumento del costo della vita ha rubato 1/2 mensilità in termini di potere d'acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti. Ma nessuna risposta è arrivata dal governo per aumentare salari e stipendi e difendersi quindi dall'inflazione. Sono aumentati i poveri e le famiglie in povertà relativa, ma questo governo non ha fatto nulla e anzi mira ad eliminare l'unica misura non priva di difetti, e l'abbiamo sempre detto, di vero contrasto alla povertà, che è il reddito di cittadinanza. Da anni ci battiamo per cambiare finalmente la legge Fornero sulle pensioni, nel desiderio di dare ai giovani garanzie previdenziali e a chi lavora il pensionamento dopo 41 anni di lavoro oppure 62 anni di età. Questa è la nostra richiesta ed è di CGIL e CISL-UIL che da anni portiamo avanti. E cosa fa il governo? Lascia intatta la Fornero, pone condizioni restrittive e discriminatorie per accedere ad opzione donna e fa marcia indietro sulla rivalutazione delle pensioni in essere, falcidiate dall'inflazione, decidendo così di sottrarre ai pensionati, pensate, 3,5 miliardi di euro nel 2023 e addirittura 17 miliardi nel prossimo triennio. Soldi tolti dalle tasche dei pensionati e delle pensionate. E come non bastasse, con la reintroduzione dei voucher che prevedono versamenti contributivi, abbiamo tra di noi i compagni dell'Inca, non si va in pensione con i voucher, perché non ci sono versamenti previdenziali idonei a dare una pensione. Quindi si condannano le ragazze e i ragazzi soprattutto, ma anche chi perde il lavoro e magari ha bisogno di lavorare per arrivare alla pensione e trova solo i voucher che non danno luogo a contribuzione. Si dà un futuro precario quindi a queste persone, e si dà anche un futuro pensionistico assolutamente da povertà. I nostri giovani non hanno bisogno di voucher. I buoni lavoro che la lotta referendaria della CGIL nel 2016
abbiamo raccolto più di 1 milione di firme per avere un referendum abrogativo, e in quel caso il governo Gentiloni, se vi ricordate, abrogò i voucher grazie alla lotta della CGIL contro questa misura, perché per noi il lavoro non è mai e non deve mai essere merce, non è un fattore tra i fattori della produzione, non è merce, è un'attività umana preziosa che va difesa e tutelata. Chi lavora poi, e qua in piazza oggi ci sono lavoratrici e lavoratori di diverse categorie, ha bisogno di misure e interventi per fermare la strage delle morti sul lavoro, di una legge sul salario minimo, di una legge sulla rappresentanza per sconfiggere i contratti pirata firmati cioè da organizzazioni sindacali prive di rappresentanza, perché il lavoro, lo ripeto, non è una merce, è un valore, e non a caso è posto a fondamento della nostra Repubblica nella Costituzione, frutto della lotta di resistenza. Le donne non hanno bisogno di 1 mese in più di maternità, anche, ma hanno bisogno soprattutto di lavoro, di occupazione stabile, di orari flessibili quando tu li chiedi, non part-time involontari, di percorsi di carriera nel lavoro, di lotta alle discriminazioni e alle violenze di genere anche nel lavoro, perché questo significa vera parità di genere, ma nulla di tutto questo è contenuto nella legge di bilancio proposta dal governo. E uomini e donne hanno bisogno, per fare figli, perché abbiamo un problema vero di denatalità in questo paese, di conciliazione vita e lavoro, di permessi e congedi quando servono, di servizi sociali a sostegno della persona, delle famiglie e per i non autosufficienti che stanno nelle famiglie. Questo genera benessere nelle società, sicurezza sociale e fiducia nel futuro, e quindi anche nuove generazioni. Non vi è traccia di questo nelle scelte del governo. A tutti gli ultimi governi e a questo abbiamo chiesto un'incisiva lotta all'evasione fiscale e una maggiore progressività del sistema per poter con queste risorse recuperate investire sui servizi pubblici e ridurre le tasse al lavoro dipendente e sulle pensioni. E cosa fa questo governo invece? Altri condoni, aumenta l'uso del contante e regala ai professionisti, ascoltate bene, con un reddito di 85.000 euro, un risparmio grazie alla flat tax di 9.600 euro l'anno. È una profonda ingiustizia che dobbiamo rifiutare. Durante la pandemia abbiamo chiamato angeli le lavoratrici e i lavoratori della sanità. In particolare, quando le scuole erano chiuse, abbiamo capito l'importanza della scuola, di quella pubblica in particolare, per la crescita e la formazione dei nostri figli. Avevamo detto che avevamo capito, sono gli angeli, cambieremo strada, e invece siamo qui con una legge di bilancio che ancora una volta non investe sulla sanità e sulla scuola pubblica. Anzi, non si stanziano nemmeno le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali di chi lavora nel pubblico impiego. Angeli quando c'è bisogno, e poi ce ne dimentichiamo quando invece loro continuano a lavorare e le emergenze finiscono. Nubi si addensano all'orizzonte dell'economia del nostro paese. Questo ci dicono gli ultimi dati, a causa della guerra e dei costi energetici.
Eppure la legge di bilancio non ha uno straccio di politica industriale per accompagnare la transizione energetica, ecologica e digitale, e non ci sono investimenti per un'economia green e un manifatturiero sostenibile, misure indispensabili per costruire futuro e sostenere l'occupazione. Ed infine una parola su questa guerra maledetta. Non c'entra nulla forse con la legge di bilancio, o meglio c'entra e come, però potrebbe apparire a uno sguardo non profondo non c'entrare nulla. Questa guerra maledetta che rischia l'escalation globale e nucleare e produce e ha prodotto e produrrà disastri umanitari, ambientali ed economici. Al governo non chiediamo di stare a guardare, non chiediamo di inviare armi, chiediamo soprattutto di adoperarsi a livello politico e diplomatico per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati prima che sia troppo tardi, perché la guerra da sempre ingrassa i potenti e la grande finanza, toglie i diritti alle persone e fa fare passi indietro alla democrazia. Queste sono le nostre convinzioni, queste sono le ragioni dello sciopero e delle manifestazioni. E siccome siamo convinti che esse guardano e chiedono il bene non solo della parte sociale che rappresentiamo, lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, fasce deboli, ma l'insieme del nostro paese e delle persone che lo abitano, noi non smetteremo di lottare finché il governo non ci ascolterà e non cambierà le sue scelte. Grazie a tutte e a tutti voi, al lavoro e alla lotta. Grazie a Giampaolo Zanni, segretario generale della CGIL di Vicenza. Grazie a tutti e a tutti voi di essere stati qui. Ci siamo presi un po' di freddo, ma buona continuazione. Guarda che lascia del pacchetto che ha chiamato Raimondo. Però te volevi chiudere, facciamo un carretto al i sogni di gloria, chi ruba pensione, che ha scarsa memoria, chi mangia una volta